Ciao bellissimi! Oggi vi porto a vedere la pista ciclabile Passeggiata delle Rogge che parte da Zompita e arriva fino a Molinnuovo. È molto semplice perché è abbastanza breve, dura 40 minuti ed è assolutamente tutta in piano, non ci sono dislivelli, però è spettacolare. Adesso ve la mostro. La Passeggiata delle Rogge si sviluppa da Zompita, frazione di Reana del Roiale, a Molinnuovo, comune di Tavagnacco, e da nord a sud attraversa la località di Cortale, Valle, Remugnano, Rizzolo e Ribis. Lungo il suo itinerario è possibile apprezzare numerosi casali con mulini, edifici di archeologia industriale, chiuse e manufatti di ingegneria idraulica, lavatoi, chiesette e cappelle votive, a volte circondate dalla cinta muraria perimetrale. Di interesse ambientale sono la flora e la fauna, tipiche di queste umide rive, ma anche del parallelo torrente Torre. Le specie più diffuse fra gli alberi sono l'ontano, il salice e il pioppo nero. Le piante palustri, con le loro fioriture e foglie, sono il litro, il farinaccio, la saponaria e il ranuncolo d'acqua galleggiante. In questo habitat è possibile incontrare i germani o altri palmipedi e, in alcuni periodi dell'anno, le pecore in transumanza. Il paesaggio circostante presenta le caratteristiche tipiche della pianura friulana. A nord è abbracciato dalle colline moreniche e dalle prealpi Giulie, mentre i diffusi campanili che punteggiano l'orizzonte permettono l'individuazione dei diversi paesi. Si possono incontrare alcuni roccoli, punti di rifugio notturni dei volatili, e luoghi interessanti a livello architettonico-ambientale. L'epoca del tracciamento di questi canali, che dal torrente Torre conducono l'acqua nel cuore delle città di Udine e Cividale, è discorde. Se alcuni studiosi ipotizzano un'origine romana, non vi è alcun dubbio sulla loro esistenza nel 1171, quando Volrico II di Treffen attesta l'esistenza di infrastrutture idrauliche attraversanti le ville di Cussignac e Pradamano, originate in corrispondenza del bacino di Gredens, nella stretta di Zompita e Savorgnano. Sbucati qua da degli acqui in realtà non ci sono più segnali, quindi vi mostro io dove andare. Ecco, e qui termina ufficialmente la pista ciclabile, anche se secondo me quest'ultimo tratto da Degliacco in poi è un po' un'aggiunta
un po' tirata, ecco, mettiamola così. Secondo me possiamo far iniziare il percorso ad Adegliacco in concomitanza col cartello, anche perché questo ingresso non è segnalato, non c'è nessun simbolo di pista ciclabile né di pista ciclabile delle Rogge, quindi è abbastanza difficile trovarlo. Invece ad Adegliacco sul cartello si gira a destra. Ora lo facciamo a ritroso, ma vi mostro soltanto 2 passaggi chiave dove è facile perdere il sentiero e poi ci salutiamo. Come dicevo, l'ingresso possiamo farlo combaciare con il cartello di Adegliacco, proprio accanto alle scuole, o in alternativa con l'ingresso a questo parco. Poi la prima cosa difficile, usciti dal parco, bisogna girare a destra, ma adesso ci sono lavori, quindi non si nota bene l'ingresso alla pista ciclabile, cioè si nota un ingresso ma è subito bloccato, quindi ci giriamo attorno. E lo riprendiamo qua. Ecco, questo è un altro punto dove bisogna fare attenzione, perché potrebbe venire naturale ruotare a sinistra seguendo la strada, invece la pista ciclabile gira a destra. Ah, questo cartello mi era sfuggito. Quindi ufficialmente in realtà il percorso non termina ad Adegliacco o a Cavallicco, ma termina proprio qua, in questo punto preciso. Questo è un altro punto delicato, perché se state andando come dei draghi vi viene naturale proseguire dritti, invece il cartello un po' nascosto dall'albero dice di andare a destra. Comunque la pista è ben visibile, quindi è comunque facile da trovare. Ed eccoci di nuovo a Zompitta, siamo arrivati al termine del percorso. I pochi punti che vi ho mostrato sono quelli un po' più complessi da tenere d'occhio, ma per il resto il percorso è assolutamente molto ben segnalato. Spero di aver fatto venire voglia a qualcun altro oltre a me di fare questa pista ciclabile. E niente, vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto e vi mando un caloroso abbraccio. Ciao belli!